Voglio parlarvi di stuccatori, un altro mestiere, a Venezia. E la patria dell'arte non vede niente da fare. C'è chi dica quello che vuole, ma qua impara tutti ciò, tutti. Mica ho avuto la gran fortuna di conoscere dei grandi artisti, tanti, ma grandi veramente artisti. Dai fratelli da Pra, anche lui di origine agordina, dai Fogliata, che fra i quali Mario, la meta e gli eravamo in classe insieme, che conservo ancora con gelosia e a fotografia che è Madonna. Perché mica è fotografia, paccava via e a testa perché cioè era piccola, per farmi a testa era dei rarinantes e avevo rovinata. Comunque questi stuccatori qua erano eccezionali, bravi e poi bravi ancora. E cornice di paesi, si faceva lui, con gesso, di Marsiglia, i rosoni, si faceva lui, con gesso di Marsiglia sempre. E poi ricavava come dei specciere, chi che metteva il specchio dentro. E dopo io attorno che faceva la cornice, qualche figura di donna nua, ma veramente eccezionale, perché mostrava tutte le sue grazie, ma non era scandalosa, era bello, era bravi. Elmi, cinieri, questo era tutto quello che lui faceva. Adesso mi racconterò un particolare di sta gente qua. Si lavorava a casa di Toti dal Monte, Palazzo Bragadin, all'Accademia 878. Nel 1958 così femmo Carima. E che c'era che aveva nome Payer, faceva il stuccatore, con il Pra, e che aveva una voce da tenore, che pareva un artista. Mi, amante della lirica, della prosa e di tutto fin da piccinino. Anche a me non gli ero da manco, dico. E ora facciamo i duetti. Io cominciavo una romanza e mia finivo. Delle volte facciamo che i romanzi, delle volte cantavo con la baritono, perché credevo da essere baritono, e invece a baritono non ero tenore drammatico. E un giorno siamo che cantevo, arrivai tutti, pian pianino, con sua sorella Elsa, i cani che aveva in braccio, parcola a vedere e entra e a tasi, sta zitta. Finiva di cantare, settimo batta in mano, ciò cosa è nato. Bravi era i tuoi figli, io tre, ma non avevi sbagliamento, erano voi altri, non dovevi fare quello che fai. Ti fa delle cose accesi, ma i tommi, perché facevo l'idraulico, no? E ti, ma dai, ho detto, che voce che avevi? Complimenti, e ne ha fatti, e aver avuto i complimenti da Toti dal Monte, che ho scritto delle robe meravigliose, e a Toti, chi che gli era, mica conosciuto a Toti dal Monte, e sono fiero di averla conosciuta, veramente era una donna eccezionale. Questi, c'era, qua che avevo detto, c'era un stuccatore, oltre che bravo, da stuccare, da far stucchi, era bravo anche da cantare. E avevamo lavorato insieme, qui dal Pra, per finire, completare. I dal Pra e Mario Fogliata, a Cortina d'Ampezzo, perché mi dirà tanto per lavorare fuori in trasferta. In villa Cade in Fiori, sopra l'albergo Ariston, sopra la stazione che arrivava a Treninde e Dolomiti. E il parone era il dottor John.
e c'era una villa pronta che bastava andare dentro da una fianchina e attaccare il capello. Che c'era l'architetto Lebreton che ha fatto del far tutto. E a Cevigno, stuccatori da Venezia, mi da Venezia, i marangoni dal Sud Tirol. Insomma che c'era una strada di gente che lavorava, che avevamo lavorato circa un anno dentro, e era immensa. I dal Pra, posso dirlo finché vivo, non ho mai visto una roba del genere, che ha fatto il soggiorno con dei coglioni, i coglioni che ha fatto i mureri, io lì che stucca e dopo che ha fatto il resto, che c'era la stua de Maiorca fatta dai tiroesi e che ha fatto di sto soggiorno tanti fiori, tante robe e appariva galleggiante, non vedevo altro. Questi erano i stuccatori.